48 ore al voto per delineare il futuro del Partito Democratico in Italia e nel Veneto. Una chiamata alle urne che vede il PD regionale a caccia di una leadership per cancellare mesi di commissariamento e una crisi interna mai curata dopo la batosta alle elezioni 2015 per Palazzo Balbi. I due lanti si confrontano alla voce del mattino. Renziano Di Ferro, sindaco di Noventa Padovana, Alessandro Bisato vede nelle primarie un'occasione fondamentale. Io penso che questa comunità politica ci debba tenere assieme, siano migliori le cose che ci tengono assieme rispetto a quelle che ci dividono. Vorrei creare una vera e propria cinghia di trasmissione tra gli iscritti nei circoli, gli eletti nei territori, in particolare gli eletti di minoranza che, come dire, portano la croce dal lunedì alla domenica per impegnarsi, in modo da costituire una proposta nuova per il Veneto. Le crepe a Palazzo Balbi sono evidenti, dice Bisato, bisogna approfittarne. Io vorrei sfidare il governatore Zaia e la prosopopea leghista sui temi che a lui sono cari, ad esempio rendere i parametri e i costi standard un elemento assolutamente equidistante per tutto il territorio veneto. Un esempio lampante: la distribuzione delle quote per le ULSS è fatta per il 75% in base al costo storico degli ultimi 8 anni. Cosa ci azzecca con chiedere più autonomia per il Veneto questo rispetto a quanto viene proposto? Giovanni Tonella, consigliere comunale di Treviso, rappresenta quell'anima del PD che Renzi proprio non lo digerisce e vorrebbe guardare oltre. Non a caso le primarie nazionali appoggia la candidatura di Andrea Orlando. Il Partito Democratico versava negli ultimi 2 anni in uno stato di immobilismo, di inazione, di disfacimento. Era necessario ricominciare tutto da capo e ricostruire una forza politica, un'organizzazione con capacità di campagne politiche, di intervento, di analisi e di proposta. Il Veneto è in crisi, dice, non è solo colpa della congiuntura economica. Ma soprattutto credo c'è anche una cattiva azione amministrativa e di governo della Lega, in ritardo nelle varie pianificazioni, in ritardo nella riorganizzazione degli enti locali, dei servizi pubblici locali, in una strategia di sostegno alle imprese. Uniti nella battaglia contro la Lega dominante, divisi sulla filosofia per combattere. Ecco come Bisato vede Tonella. Troppo teorico, però è un pezzo che è interessante, che vorrei tenere assieme qualora io fossi segretario invece. E l'avversario ricambia. Io credo che serva un certo tipo, per la direzione politica di un partito, serva anche un certo tipo di esperienza nella direzione politica, ma non basta solo l'orizzonte dell'amministrazione.